Buondì, Buondì? Si identifichi, prego. Stella? Della cui? Stella me. E di cui? Tu la sei sto a sta? Di tu la sono i tiei? Ce fas tu di vestir? Sfonda! Ale parris quindi a tutte queste domande che qualche secolo in daur ai son nasciuti cognoms. Way avin Speed, CIE, PIN, PUC, OTP, codiz così e codiz culà, che in teoria avresti di Giuda, ma per antic in tai país e cittàs da etat di miec las divisugnas aerinatas. Ma e allora di là saltino fuori cognoms furlans, chiapin qualchidun par categoria. I noms dei mistirs, clar, a cara di mistirs di una volta, hanno vin cognoms come digital marketing specialist o wedding planner, però un mistier come il Sartor è diventato il cognom Sartor, Sartori e vien devant. Ma in Friul avvien anche la versione che arriva dal tedesco Schneider, cui cognoms come Schneidero, Snidar, Snidaro, Snidero, Snidarcic e Snidersic. Passin come a seconda categoria, i soronoms. Sigurpo, in país cui no hai un soronom. Un poc per tolivia, un poc per no clamar duci chiosul e un poc per cec bea qualchidun a tu anche bon. I soronoms sono una grande risultiva di cognoms. Avin sedi dispregiativs che i chiarinatives. Per esempio, il cognom Schiratti. Saveis di dula calven? Dal sghirat, anche clamat sghirate. Ah, ce n'inin, no mo? O forse gli vevino dat per cercare un paloton, ma passin come a terza categoria, i looks di divinince. Proprio così, quando che una persona o una famiglia si trasferisce in una nuova comunità, la loro caratteristica è che di essi foresti. Così sono nasciuti tanti cognoms che sono noms di paesi furlans, tanti Orzan, d'ogni cividat, o di aree più grandi anche la Chiarnia, col cognom Carniella e las variantes Carniello, Carnielli, Carnielut e Carnielutti e vien devant. Ma in queste categorie avviene anche il prim cognom dei triestins, Furlan, che per cui che non lo sa, è una persona che vende al Friul. E tampar gradi avviene anche i Furlanis, i Furlanic, i Furlano e i Furlanetto. Oh, e occhio, che al prim caldish Orzan, Carniel e Furlan ai las vorelas. In queste categorie avviene anche cognoms che attiappin il nome di lux una vore picciui, come calpoessi, non sai, un bearch, che, fai diversamente longobardi, è la corte d'aur di chiesa. Di chi avvini il cognom Bearz, Bearzi, Bearzatto, Bearzatti, Bearzotti e Bearzotto. Campioni del mondo, campioni del mondo. Quarta categoria, i noms di persona, la categoria più elementare. Chi di cui sei tu? Di Nicolau? E allora tu sei Scolaut o Colautti, la versione più italiano-venetizzata. Sei tu figlio di Jacum e in quel caso tu sei Jacumin o Cumin. O magari tu sei figlio di Francesca e allora in Kurt tu sei Ceschia, in italianat in Ceschia e per ultim che i misteriosi a chi cognoms son manco l'elementars. Conosceis per caso qualche ferugno? Facile che un bisavon dal vostri ami al vetivuta ce fa col fier par mistir. Ma al post anche che questo nono al vesvut come nom Fer. E sì, Fer all'era un nom da etate di miec. E poi amici per lui. Ma tu sai il significato dal tuo cognom? Io dico i calscri che il più stramp tai comenza. Impensi chi anche di fracalpolear, notati al canale e scampanota la campanella. Maman!